Siamo qui in redazione qdpnews.it con due candidati alle prossime elezioni regionali del 31 maggio 2015, nella fattispecie con Diego Bottacin, ex sindaco di Mogliano nonché consigliere regionale uscente, e con Mirko Lorenzon, assessore provinciale e candidato alle prossime regionali. Diego Bottacin scenderà in campo con la lista Tosi per il Veneto, mentre Mirko Lorenzon con la lista Razza Piave Veneto Stato. Ringrazio, buongiorno a tutti. Io ho fatto il sindaco per 13 anni, sono stato rieletto più volte nel mio comune, che è Mogliano Veneto, 30.000 abitanti, poco meno. Poi sono stato eletto consigliere regionale, ho seguito la Margherita e poi sono uscito dal PD nel 2010. Lavoro come funzionario presso la Finanziaria Internazionale di Conegliano, dal 95 comunque consigliere comunale e poi assessore al comune di Ponte di Tave per 2 mandati e poi consigliere provinciale e adesso assessore della provincia di Treviso per quanto riguarda la protezione civile, caccia, pesca e agricoltura, quello in carica. C'è bisogno di un nuovo polo, di un polo autenticamente riformista, liberale e popolare, perché questo è ciò che serve. Noi non possiamo immaginare che l'alternativa alle mancate riforme, alle chiacchiere di Renzi siano messe in mano a un programma che si può riassumere con no euro, no TAV, no Expo, no Rom. Serve a noi è solo una cosa, l'occupazione che vada meglio, quindi, e il discorso delle aziende, le aziende che devono andare bene. Poi il discorso giustamente Rom, il discorso degli extracomunitari sono problemi che vanno risolti. Oggi come oggi c'è ancora il più grosso problema, è l'occupazione e risorse alle famiglie che fanno ancora fatica a arrivare a fine mese. Questo è un po' il concetto che deve portare avanti comunque la coalizione. Noi corriamo ovviamente chiedendo ai veneti il voto per Flavio Tosi e chiedendo anche di esprimere una preferenza per noi nella lista, nel mio caso nella lista Tosi per il Veneto. Io credo che dopo 5 anni di chiacchiere sia ora di iniziare una stagione del fare e che Flavio Tosi sia la persona giusta per cominciare questa nuova stagione. L'auspicio. Noi corriamo per vincere, non per arrivare nei secondi e nei terzi, questo è l'importante. Vediamo in Flavio Tosi una persona preparata e direi che è la volta buona anche per dare un cambiamento e una svolta al nostro Veneto. Ok, grazie a Bottacin.